Benvenuti, oggi è venerdì 11 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:33 e tramonta alle 19:30. La luna si leva alle 18:18 e cala alle 5:42. Oggi è Santa Gemma Galgani. Il termine latino gemma era in origine un cognomen abbastanza diffuso, adottato dai cristiani nell'accezione di gemma di pianta innesto, trasformatosi poi in un nome che indica in generale le pietre preziose. Oggi è la giornata mondiale del Parkinson, istituita per ricordare il dottor James Parkinson. Questa giornata rappresenta un momento cruciale per condividere coscienze e sensibilizzare sull'impatto che questa condizione ha non solo su chi ne soffre, ma anche sui loro cari. Barbara Alberti, che oggi festeggia 82 anni, è una figura poliedrica del panorama culturale italiano. Nota per essere scrittrice, sceneggiatrice, giornalista e opinionista. Tra i suoi lavori spiccano la biografia Gelosa di Majakovskij, che le è valsa il premio Alghero Donna del 2003, e Il principe volante, un racconto sulla vita di Antoine de Saint-Exupéry. Oltre alla letteratura è un volto noto in TV e alla radio, partecipa come opinionista in vari talk show e reality. Oggi Joss Stone festeggia 38 anni. Sin dagli esordi è stata accostata a Britney Spears, ma la sua musica e personalità sono ben distinte. Conosciuta per hit come Tell Me What We're Gonna Do Now, ha all'attivo 11 album, 2 Brit Award e un Grammy. In totale ha venduto circa 15 milioni di dischi in tutto il mondo. Max Mariola, noto food blogger, compie oggi 56 anni. La sua carriera in cucina inizia negli anni 90, dopo la perdita del padre, quando decide di diventare chef. Dal 2001 conduce Cucine d'Italia, ha lavorato accanto a Fulvio Pierangelini, chef del 2 stelle Michelin Il Gambero Rosso, e ha collaborato con importanti realtà gastronomiche. Nel 2018 lancia il suo canale YouTube diventando un famoso food blogger. Il 24 gennaio 2024 ha aperto a Milano il suo ristorante. 11 aprile 1987. Per una caduta dalle scale della sua casa di Torino muore Primo Levi. Partigiano, poeta e scrittore, deportato perché ebreo, è sopravvissuto ad Auschwitz e tornato in Italia ha raccontato la sua tremenda esperienza nel libro Se questo è un uomo. Successivamente agli incendi che hanno colpito Los Angeles è stato detto che l'acqua del rubinetto non fosse più sicura da bere. Che cosa c'entrano gli incendi con la qualità dell'acqua corrente? Come spiegato da Andrew Welton, professore di ingegneria civile della Purdue University, le fiamme possono contaminare l'acqua corrente in vari modi, o attraverso le falde acquifere o mediante la rete di distribuzione idrica. L'uso elevatissimo di acqua per spegnere le fiamme ha prosciugato la rete idrica della città, che non era stata studiata per provvedere a un'emergenza di questa portata. La pressione nel sistema è calata, una condizione particolarmente problematica perché quando vengono aperti gli idranti, la cenere e gli inquinanti atmosferici vengono risucchiati nel sistema idrico, rendendolo vulnerabile a contaminazioni chimiche. Buongiorno ai 12. La Luna oggi, dopo essersi opposta a Saturno, Venere, Mercurio e Nettuno, passa in un elegantissimo segno della Bilancia. Cosa ci vorrà dire? Scopriamolo insieme. Ariete. La vostra Luna oggi è decisamente in opposizione, quanto mai molto operativa, pone dei dubbi su Mercurio e Nettuno. Nei vostri gradi c'è Nettuno e vi crea comunque un po' di confusione. Opterete comunque per seguire il vostro sentimento e per fare proprio come sentite, anche se la logica vuole darvi torto, ma voi ascolterete le ragioni del cuore. Procedete, non ve ne pentirete. Toro.
La giornata di oggi prevede un appoggio molto solido di Venere e di Marte, sempre sul vostro Urano. Vi sentite più tranquilli, sicuri, solidi. È il momento giusto per agire, per chiedere al partner di fare sul serio. Al lavoro ricominciano gli impegni di una certa ambizione. Gemelli, la giornata di oggi prevede la luna in trigono, per cui un assoluto miglioramento umorale. Molti di voi riusciranno a coinvolgere le persone che amano, ma soprattutto in amore, nella coppia, che troverete oggi un sano e piacevole conforto. Cancro, giornata oggi che prevede una luna di quadratura, la vostra luna che seppure inizia a quadrare con i vostri gradi è d'accordo col vostro Marte, per cui per quanto ci saranno delle decisioni un po' emotivamente difficili da gestire, la Luna farà in modo che siate fermi e sicuri. Leone, giornata oggi molto comunicativa proprio perché la Luna si pone nel vostro terzo settore, per cui la capacità di essere socialmente più disponibili è una ritrovata novità. Eppure peserete molto le parole perché la Luna sarà posta a Mercurio e Nettuno, soprattutto in ambito lavorativo sarete guardinghi, in ambito affettivo invece volete una maggiore attenzione dal partner. Vergine, la Luna oggi abbandona i vostri gradi, seppure vi ricorda che c'è ancora molto da aggiustare, eppure siete stati capaci di tirare fuori quello che secondo voi non andava, ad esplicarlo, a farvi ascoltare dai vostri riferenti. I risultati sembreranno arrivare nei prossimi giorni. Bilancia, la Luna oggi incede nei vostri gradi, portando con sé le opposizioni con Venere, Saturno, Mercurio e Nettuno, quindi una serie di dubbi che però non dovranno farvi desistere da una direzione che sentite comunque valevole e che volete difendere a tutti i costi, anche al di là della logica. Continuate così. Eppure una serie di faccende andrà a buon segno se avrete la capacità di disfarvi di tutta una serie di collaborazioni di cose e persone che non vi servono più. Scorpione, giornata oggi che prevede una luna molto intuitiva, una luna che vi farà fidare molto delle vostre intuizioni. Probabilmente avrete a che fare con tutta una serie di progetti lavorativi che hanno bisogno di una maggiore critica e poi sarete acuti e bravissimi a delineare quali sono le falle del sistema, mentre invece in amore sarete bravi a stanare il partner in una logica comunicativa un po' più armonica. Sagittario, giornata oggi molto interessante proprio perché la Luna incede nel vostro 11° campo, per cui riusciranno molto bene i lavori di squadra, quelli che hanno a che fare con la realizzazione di gruppo e quelli che vi faranno comunque stare bene con gli amici e che faranno realizzare qualche desiderio che avete nel cuore. Il vostro desiderio di pace e serenità per adesso sembra pagato. Capricorno, giornata oggi che prevede la Luna in quadratura e inizia comunque un certo calo morale. La solidità però di Venere abbracciata a Saturno vi fa pensare comunque che tutto è a posto, che tutto è solido. Dovrete semplicemente rischiare e fare qualche proposta. In amore si deve pure azzardare. Acquario, giornata oggi che prevede una luna di trigono, molto complice peraltro con Plutone, per cui grande creatività e grande intuizione. Seppure in amore non date molto peso alla faccenda, vi stupirà il partner con delle sorprese che proprio non vi aspettavate. Pesci, oggi è una giornata molto importante perché la Luna, dopo essersi opposta a Venere, Saturno, Mercurio e Nettuno, vuole assolutamente che si concretizzino infatti le parole dette, per cui oggi avrete bisogno di affidabilità da parte dei collaboratori e di vedere che comunque qualcuno mantiene la parola data. L'11 aprile 1976 Steve Jobs e Steve Wozniak iniziano la commercializzazione del primo computer Apple, che con molta poca originalità avevano deciso di chiamare Apple I. Il prototipo è presentato lo stesso anno a Palo Alto e per usarlo sono necessari giusto un paio di elementi: un alimentatore, una tastiera e una TV.
Non avere peli sulla lingua. Questa espressione è associata a una persona che dice tutto quello che pensa, sincera di natura, disposta ad accettare qualsiasi giudizio pur di dire le cose come stanno, con franchezza e schiettezza. Come è facile intuire, se avessimo i peli sulla lingua sarebbe difficile parlare. Chi non li ha quindi riesce a dire tutto quello che vuole con estrema facilità. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi presentiamo Orlando, un eroe dei poemi epici, che si lancia in avventure rocambolesche mosso da un amore smisurato per la principessa Angelica. Angelica però è tutt'altro che l'ideale di donna pura che lui sogna. Lei gioca con i sentimenti degli uomini finché non decide di scappare con un giovanotto. Orlando, che non vuole ammettere di essere stato lasciato, ignora tutti gli indizi fino a che non impazzisce di dolore tanto da perdere la ragione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia. Anche il nostro appuntamento di oggi termina qui. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo come sempre domani, sempre qui su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.